Il detto dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, non per noi. Quest'anno social ride di Natale della Via dei Berici, andiamo a farci un bel giretto qui ovviamente sui nostri amati colli. Tra i boschi e la città di Vicenza ci saranno anche dei premi per chi si vesterà più allegramente, diciamo, con più fantasia, con il costume di Natale migliore sia per i maschi che per le femmine. Io non mi sono vestito perché, come vedete, ho la mia solita faccia da culo che fa già da costume. Andiamo al punto di ritrovo. Abbiamo bevuto il caffè, partenza tra poco meno di 10 minuti. Adesso ci scaldiamo un attimo al sole e poi andiamo. Oggi è bella fresca, -2 dicono. Partiti, adesso risaliamo un po' il gruppo, vi faccio vedere qualche costume un po' originale, ecco. Attenzione, perché mi sono fermato per un piscier, ma qui non mi hanno aspettato, tocca rientrare adesso. È bella fresca stamattina effettivamente, eh. Partendo da casa avevo detto ma no dai, non è male. E invece, beh, ma tanto io mo l'alcol che ne riscalda dopo. Un uomo solo al comando, Angelo Furlan. Il folletto. Il folletto. Il boschetto dell'amore. Babbo Natale porterà tanto amore. Tanto amore. Angelo Furlan, con il quale ho iniziato a fare un podcast, una figata. Inizieremo a pubblicare da gennaio, quindi iscrivetevi perché verrà fuori veramente una figata. Tema sportivo, tema preparazione, ma sono discorsi troppo seri da affrontare alla vigilia di Natale. Vi terrò aggiornati. È importante affrontare il freddo con un tocco di eleganza, ma soprattutto sobrietà. Portage is not a crime. Guarda il Franzo come risale il gruppo, è confident lui con queste cose. Via, guarda Moreno che grinta. Caldo, adesso? Oh no, sì, è caldo. Quanto ti scaldi, eh? Stiamo salendo in direzione Monteberico, la giornata è veramente splendida. Fa fresco, ma si comincia a star bene, dai, col passare delle ore la temperatura aumenta e in più anche il ritmo misto al grado alcolemico. Siamo al top. Breve pausa a Monteberico, ristoratrice. Qui ci sono 10 gradi, una roba scandalosa, lo sbalzo termico, però figata. Adesso saliamo ancora un po' e poi ci spariamo una discesetta. Feliz Navidad! Vai qua a destra. Adesso facciamo il test delle sospensioni.
attenzione, il Franzo apre una linea. Enrico Franzoi, signori, campione del mondo di ciclocross. Ale, avanti col Cristo, che la processione si ingruma. La classe, signori, di chi guida una gravel come se fosse una mountain bike. Musica techno, vestito da elfo. 2000 watt in canna se vuole. Vai Tizi! Evento quasi finito, l'ho già detto, questa tipologia di evento mi piace tantissimo, pur essendo un agonista io c'ho veramente le gare, ce le ho nel sangue, nello spirito e sono una persona super competitiva, però questi eventi qui ti fanno tornare in mente, come ho già detto in passato, il perché si è iniziato ad andare in bicicletta, perché si uniscono bambini, amatori, agonisti, ci sono due super campioni, ex campioni, Angelo Furlan, c'è Enrico Franzoi. Bene, però ho detto già troppe cose intelligenti per oggi, adesso andiamo a prenderci una bella fetta di salame di Ferri con un po' di polenta e una fetta di panettone. Terminata anche questa social ride di Natale, veramente bellissimo, mangiato da Dio il salame di Ferri con la polenta, così è micidiale. Sono contento, la gente era contenta e quindi l'obiettivo è raggiunto. Adesso sono entrato anche nell'organizzazione della Via dei Iberici e vedere che prende forma anche grazie all'aiuto di tutti soprattutto è bello. Io non ho mai più di tanto apprezzato il Natale e le feste, mi viene sempre la malinconia, ma quando lo vivi così, con una giornata in questi posti qua, una giornata del genere e 10-12 gradi, non può che essere una figata. Grazie a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, presto arriverà la nuova divisa, arriveranno nuovi test ride in cui mi daranno delle biciclette da provare e ve le racconterò in modo oggettivo, così da anche aiutarvi per un eventuale acquisto. Niente ragazzi, grazie per quest'anno, buone feste a tutti quanti, noi ci vediamo presto, ciao raga.